E da poco terminata la sfida tra Bagheria e Sciacca, risultato di 1-4 per gli ospiti, siamo qui con mister Tomasello e partiamo subito al risultato forse un po' eccessivo. Sì, in effetti dispiace per il passivo perché chiaramente la partita non ha detto questo, quantomeno diciamo, sicuramente è venuto fuori un risultato che ci penalizza tanto per quello che si è visto, perché secondo me abbiamo fatto un ottimo primo tempo, abbiamo avuto tante occasioni per andare sul 2-0, però poi li abbiamo mancate, quindi poi nel secondo tempo probabilmente diciamo, è venuta fuori la loro forza, la loro qualità, che sicuramente è tanta, però siamo stati in partita fino al 2-1, poi a quel punto probabilmente diciamo, nel tentativo come dire, di rimettere in piedi la partita abbiamo perso un po' le distanze e nel finale è venuto fuori questo risultato che sicuramente ci penalizza tanto. Ecco, magari in questo dobbiamo crescere un po' tutti perché chiaramente anche se poi ti ritrovi sotto 2-1 devi mantenere diciamo, il giusto equilibrio perché la partita si può sempre come dire, rimettere a posto. Invece da questo punto di vista non siamo stati bravi, abbiamo pagato dazio nel finale con questi altri due gol che sicuramente ci fanno tanto male. Nel primo tempo, al minuto 46, un'occasione per forse chiudere la partita o comunque chiudere il primo tempo sopra di 2 reti, un 3 contro 1 non sfruttato. Che ha pensato in quel momento? Ma non è stato l'unico, perché se poi ripensiamo quante volte ci siamo presentati nel primo tempo in superiorità numerica, sicuramente fa male. Però il calcio è questo, il calcio se non sfrutti poi le occasioni che riesci a crearti, puoi sempre subire, e ripeto, soprattutto poi a cospetto di una squadra che ha delle individualità importanti come lo Sciacca, che hanno avuto la forza di rimanere in partita e poi si sono portati a casa la vittoria. Mister, crede che segnare dopo 16 secondi possa aver influito dal punto di vista caratteriale su forse un po' troppa serenità sulla squadra? No, guarda, io sinceramente non penso questo, perché secondo me la squadra ha fatto un ottimo primo tempo e prova ne tutte le occasioni che siamo riusciti a creare. Probabilmente nel secondo tempo magari è successo qualcosa, ma ripeto, al di là degli episodi che poi hanno, come dire, consentito allo Sciacca di pareggiare, quello che mi fa male è il finale, che dopo il 2-1 ci siamo un po' disuniti, abbiamo perso le distanze, ripeto, solo nella volontà che i ragazzi avevano di rimettere la partita in equilibrio, però poi un conto è perdere 2-1, un conto è perdere 4-1, fa molto più male. Vittoria con Castellammare, sconfitta interna con lo Sciacca, bisogna però ritornare a sorridere contro il Camarat, trasferta molto complicata. Ma assolutamente in questo torneo tutte le partite sono complicate, ci sono delle grandi squadre, per cui noi dobbiamo sempre prepararci al massimo con l'obiettivo di fare il nostro meglio.